Siamo pronti per questa nuova modalità. Allora andremo a vedere un pochettino come uscirà. Andrea, vuoi spiegare di che cosa si tratta? Oggi giocheremo a quadriglia. Quadriglia è un gioco in cui giocheremo su due scacchiere, ovvero siamo in squadra, 2 contro 2, e avremo colori opposti. Io avrò il bianco e tu il nero o viceversa. E praticamente i pezzi che io catturo all'avversario te li passo e tu anziché muovere, e viceversa, anche i pezzi che tu catturi all'avversario me li puoi passare e io anziché muovere posso inserire uno dei pezzi che tu mi dai. E questo lo possono fare anche i nostri avversari. Quindi le possibilità sono infinite e vince la scacchiera che da matto per prima vince. Tutta la squadra vince. Ok, allora provo a fare gioca e vediamo cosa succede. Vediamo. Vado. Ci siamo? Ci siamo. Ottimo. Ottimo. Abbiamo degli avversari molto forti, titolati, e vediamo, siamo pronti? Siamo prontissimi. Ok. Io vedo le tue mosse. Cerca di catturare più pezzi possibili. Ok, tu stai Dai, giocando la Liekin. sì. Ok. Aspetta, pezzi sul mio tempo, poi passami un pedone, un pedone, un pedone. Vai. Ora un pedone da inserire, iniziamo a dare fastidio, mettiamo un pedone di 5. È importante che ti arrivino i pezzi quando vuoi. Dopo, soprattutto se vinciamo, se siamo felici, svelerò il segreto più grande per giocare a quadriglia. Il segreto, il trucco. Ok, vediamo, se no se facciamo una brutta figura, ce lo teniamo per noi perché poi speriamo di vincere la prossima. Ok, questo punto, una cosa molto importante, ok, è lo sviluppo è importante qua, ma anche non indebolire caselle, perché vedo che state giocando una partita a scacchi voi. E questa, si vede che è la prima esperienza in questo tipo di gioco, perché anche noi qua stiamo giocando una partita a scacchi qua. Ok. Anche i nostri avversari devono essere spaesati. Ti piacerebbe un cavallo? Sul mio tempo, se possibile, mi piacerebbe. Sul tuo Però tempo? come fai a passare un cavallo? Ah, dici alfiere G4 Sì. Sì, 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 è anche buona per la posizione. Ma e tra l'altro su alfiere per c'è cavallo per C4. Credo che in questa modalità, almeno secondo quando avevo giocato, si poteva parlare anche con il compagno di squadra, si potevano discutere Ah, le ottimo, mosse. ottimo. Sì, sì, quindi non c'è problema. E penso che entrambe le squadre lo possono fare. Il punto è che uno poi perde tempo e poi i suggerimenti che uno dà all'altro guardando la scacchiera così non è che sono sempre la cosa migliore perché uno sta pensando alla sua partita. Ecco, qua siamo in una situazione eccellente perché i nostri avversari stanno pensando entrambi, quindi avremo più tempo. Ok. Ecco, una cosa molto importante è potersi fermare e passare all'avversario i pezzi sul suo tempo. Questo è qualcosa di importantissimo. Che per esempio adesso io aspetterei se fossi in te, perché è quasi un Sì, minuto in più del mio avversario. perfetto. E, Perfetto. ecco, va bene, lo svelo. Ok, cavallo per bipè. Ora per esempio vedi che tocca a te e tu potresti già mettere i pezzi. Che pezzi hai? Hai dei C'ho cavalli. un cavallo da Per esempio B6. non farebbe dei danni un cavallo, non so, in F5 per dire. Esatto, stavo pensando a questo. Allora, ok, svelo già il segreto, ok, per giocare a questo gioco.
Solo per quelli che stanno guardando questo video, il segreto, la cosa più importante di tutto, l'iniziativa è molto più importante, è importante che arrivino i pezzi quando servono, aspetta a muoversi, bisogna guardare il tempo in diagonale, io devo guardare il tempo del tuo avversario, tu devi guardare il tempo del mio avversario, dobbiamo avere più tempo rispetto all'avversario in diagonale, in modo perché se chi ha l'iniziativa, se continua a mettere i pezzi, immaginati che tu muovi, gli passi un pedone e metti il pedone in C3, no? È un problema. L'idea è avere i pezzi quando uno ha l'iniziativa. Per esempio, immaginati se io muovo velocemente e metto un pedone in E3, no? Ti do un pedone che devi mettere in E3. È molto meglio, no? Certo. Molto meglio. E qua hai un minuto in più del tuo avversario, quindi un minuto in più in diagonale è quasi un vantaggio decisivo. Ho giocato anche vari tornei di quadriglia, mi sembra che una volta è stata organizzata un'iniziativa unica che è stato un campionato europeo di quadriglia e avevo partecipato andando bene, però che non giocava quasi nessuno perché, ok, alfiere per, molto, molto bene. Ok, qua ha giocato E4 lui. Ok. Che sta infastidendo E4. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Poi tocca a te, no? Aspetta, puoi aspettare a muovere che muova. Ok, ok, ok. Guarda, usiamo il tempo in diagonale, molto più tempo. Giusto, 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 giusto. Sì, sì. Ok, ora posso muovere? Metti il pedone in E3 se vuoi. Ah no, non hai pedoni. Oh, non hai pedoni. Scusami, Però metti l'alfiere in E3... il pedone in E3 ora. Ah, è arrivato il pedone. Sì, devo muovere anch'io, mi ero dimenticato. Da quanta esperienza c'hai? No, è divertentissimo questo gioco. Sì, ora poi puoi catturare in D4, dopo ora Sì, anch'io posso aspettare adesso. Ora puoi catturare D4, no? Se vuoi. sì. Cattura D4, cattura D4. Vado. Cattura. Ora guarda come uso il tuo pedone in più. Da fastidio, ora mi serve che tu cambi i pezzi, per questa ragione è anche molto utile appunto muovere, per esempio, ok? Pezzi. Hai bisogno di pezzi. Anzi, possiamo aspettare, usiamo il tempo in diagonale. Usiamo il tempo in diagonale, perché magari, non so, dopo gli passi, dopo, non so, addirittura potrebbe provare a catturarti qualcosa. Su cavallo per esempio. La regina ti servirebbe? Magari non necessariamente, poi non necessariamente. L'alfiere sì. Alfiere, sì, ok. Ora lui non ha pedoni da mettere e lo sto un po' scocciando perché l'alfiere in H6. Ora se mi arrivasse una regina darei matto, però. Ok, ora catturo e ora mi servono tutti i pezzi che puoi darmi, tutti i pezzi, qualunque cosa puoi darmi, benvenuta. Ok. Ora guarda la mia posizione. Ah, se mi dai le donne va benissimo. Ok. Ok. Hai un pedone, puoi darmelo. Sì, Ah, ora scusami, anche un alfiere mi puoi dare, ho visto. sì, un po' di cose. Alfiere, sì, alfiere con Donna, scacco. ah no, donna di 4, no? Forse puoi fare. Donna di Ok. 4 scacco. Puoi catturare C5 e 5 dipendendo dalla sua mossa, no? Ok. Io ho più tempo rispetto Con un alfiere. Anche donna C4 è interessante, se tu cambi le donne, se arriva la donna a me, ecco perché è importante il tempo in diagonale, perché se tu cambi le donne, per esempio, io do matto in una, il cambio delle donne è come matto sulla mia scacchiera. Io inserisco la donna, anche se tu giochi donna C4, è una minaccia di matto. Io ho più tempo, io ho 30 secondi che posso gestire. Quindi donna C4? O se vuoi. Donna G4, giusto che c'è il È matto. una minaccia di matto il cambio delle donne. Perché tocca a me, io non muovo per ora, perché ho più tempo in diagonale. Vedi a cosa serve il tempo in diagonale? Cioè, è più importante che avere una torre in più quasi il tempo in diagonale. È una cosa, non c'entra il tempo rispetto all'avversario. Questa è l'unica cosa che conta. E su donna per fai cavallo per, no? Ok. Ok. So cavallo 5.
Ok. Anche un pedone mi servirebbe, qualunque... Va bene. Sì, qualunque... Ok, sacrifico l'alfiere? Se puoi... Sì, facciamolo. Va bene, sacrifica. Va bene, gioco così. Poi magari puoi rimettere qualcos'altro anche. Sì. Ah, ma tra l'altro ho già finito, già materiale, anche un pedone era matto. Ora game over. Ah, c'è il cavallo. Il cavallo. Siamo riusciti a vincere questa partita. E, non so se avete visto il tempo in diagonale, come funziona, è importantissimo, no? Assolutamente. Che storia sto gioco. Che storia, penso che potremmo fare altre esperienze, no? Assolutamente, assolutamente. Speriamo che sia stato divertente. Dai, tantissimo. Ma Sì, mi ragazzi, sono fateci divertito sapere se, tantissimo. se vi è piaciuto questo format. Io mi sono divertito tantissimo, però ci metterò un po' di tempo ad entrare nella mentalità del tempo in diagonale, È la chiave di questo gioco. È il nuovo credo. Non credo. Va bene, allora per oggi ci fermiamo qui Sì, e ci e vediamo nel prossimo video. Un salutone a tutti gli amici di Matto Scacco. un saluto a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!